una gioventù che si è passata in Cardiesi, si è mandata a scuola. Sì, no, una gioventù di giovani, di paesi, giocavamo assai per passemati, facevamo casette, facevamo parecchie cose. La mentalità della gente che ha assai scambiato. Penso che il turismo sia stato passato, ma dopo si può mica impedire alla gente di diventare che la vuole diventare, dopo siamo come tutto il mondo. Il più maggiore è qui, è il cambiamento di mentalità che ne abbiamo fatto e di non aver mica riuscito per uno strumentalismo a fare rinascere la lingua corsa, a fare parecchie cose, anche se ci sono cose che hanno avanzato, ma bon, avremmo potuto fare qualcosa di meglio che ce che c'era. Penso che ci lascia la piazza dei giovani per fare un'altra corsa, perché la nostra mi penso che è sparita. Dopo io faccio confidenza, penso che la gente si può rimettere a ripensare un po' sul passato che ne avevamo avuto, se cose buone che ne abbiamo portato. Non posso mica imporre e non mi piace mica che mi imponessero di no qualcosa. Ma ci vorrei avere più di spartire, di discussioni, per trovare un benestare. E penso che questo è assai importante. No, io ci credo, una Corsica. Tutto dipende dalla mentalità che noi abbiamo. Penso che i giovani andranno verso qualcosa di bello. Dopo campiamo in una società che è mondiale. Ci sono cose che non abbiamo mica in danza, come la droga e tutte queste cose qui, sono cose che ci fanno sparire. Io mi sono occupato di formazione. I giovani che avevo erano giovani che avevano voglia di fare qualcosa, di imparare, soprattutto quando noi lavoravamo in vecchie case o non tagliesce, cose così, erano famiti di conoscere, ma in più quando li facciamo conoscere a Galcino o anche altre cose, perché ci sono parecchie cose, c'è il legno, c'è la pietra, ci sono cose così. Penso che ci fa andare ai giovani a non fare cose così, quelli che sono mica intellettuali, di imparare per poter mantenere una tradizione e un nostro patrimonio, enfin, tutto. Deve confidenza in elli, che noi lavoriamo dava confidenza, di avere la Corsica di un'altra maniera, di mantenere le sue tradizioni, di mantenere la sua lingua, di mantenere sa maniera di campare.